Picchetto in campo San Maurizio a Venezia per i lavoratori delle 17 filiali della Nord East Services nella bufera dopo la scoperta dell'ammanco milionario dal cavò di Silea. Una delegazione è stata ricevuta in prefettura competente in materia di revoca o sospensione della licenza alla società di custodia e trasporto valori. La preoccupazione in questo momento è soprattutto quella del mantenimento occupazionale per gli oltre 670 dipendenti della NES che salgono a quasi il doppio con l'indotto. La prefettura ha assicurato il proprio impegno nel cercare di salvaguardare l'occupazione, anche convocando un tavolo allargato alle altre imprese del settore della vigilanza. Bene una regia delle prefetture che veda coinvolte anche queste altre aziende che hanno preso una mole di lavoro che non è indifferente. Una delle possibilità è infatti quella che i dipendenti della NES vengano riassorbiti dalle aziende ora concorrenti per svolgere mansioni di vigilanza, trasporto e custodia di valori. A condizioni che che rispecchino un po' e che riconoscano le professionalità pluriannuali, pluridecennali di questo personale. E dopo i lavoratori domani sarà la volta dell'azienda convocata in prefettura per verificare se ci siano i presupposti economici e normativi per la conferma o la revoca della licenza, decisione indispensabile per capire quella che potrà essere la strada da seguire per il futuro. Lunedì ci sarà un nuovo incontro tra le parti a Roma al Ministero del Lavoro, dove è stata avviata la richiesta di cassa integrazione straordinaria, boccata d'ossigeno per i dipendenti in attesa di conoscere le sorti dell'azienda. È una situazione critica, una situazione difficile da risolvere, però insomma, stiamo confidando molto sull'intervento del Ministero per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali e non per ultimo l'incontro con la prefettura lascia ben sperare. E proprio per creare una cabina di regia della crisi da parte delle prefetture, i lavoratori continueranno la mobilitazione. Venerdì saranno a Treviso, in Piazza dei Signori, poi probabilmente toccherà alle altre 17 città del nord Italia dove hanno sedi le filiali della società di vigilanza finita nella bufera.